sono coordinatore dell'Ufficio di Salimbasarda della provincia di Soggiastra e operatore dell'Ufficio di Salimbasarda della provincia di Nuoro. Sono contento umano di essere in OE. Questo bella toppo appariciamo adesso su Maulu, non sarà su Maiolo, e per deportare grazie al suo rettore, una serie con lui. Devo a parlare sia da commento operatore, ma massimamente commento operatore che ha fatto progetto in sa scuola. Sardo in orario curricolare. Ita burzionare, de non dia mai fatto, perché come teatro ho provato sempre il progetto de l'imbasarda in sa scuola, tanto tutto a ter una cosa. Ita burzionare tanto con me è questo. Devi per confrontare, non fatti con su fatto che i spiccineddos de pianta imparare su sardo, ma che de pianta imparare una materia in questa lingua. Tanto, siccome questo esercizio che voglio sognare di è questo della onestà intellettuale, devo, come te furintinarando, e schiantalega di un'arte del mie, mi sono agattato come tenere non erdainau, cada uno non sa agatta da sarraso a bugiacca, per se qualcuna cosa. Erdainau in senso che non so come te furinando per i giusti. I libri, opera, strumenti sono di urmeda, ma non teneso, is opera proprio dedicata a scuola. Cioè, deo su libro di prima media, bello, patinau, colorau, come te lo tenia da insegnante di italiano, sul libro che maccolau, può ottenere un riferimento, può apparecchiare questa lezione, se deo può cercare di dedicare a spiccinoso lezioni che ci sono in lezione normale fatta in un'altra lingua, tanto a può cercare sempre di curare per l'aspetto grafico, dell'immagine, ecco, del suo materiale che disapponava, come te funerando Joyce Matus a collega mia dennanzi i dopo fatto proprio este. A casa non si tocca. Tanto quale sia stata questa questione? Sardo curricolare. Ora curricolare, sa maestra manarao. Caro mio, ho diviso su programma che devo finire in tre canno, oppure noi che non si può fare la geografia locale e poi a Savine sanno spiccino si perdente questo programma per video per sarà ratto e tempus. E tanto devi da parlare che è stesso programma, il programma è stessa geografia europea. Ah, bene meglio. Tanto come te che depeso a carare questo disafio come te furanando Diego Dennanzi. Buona volontà, trabaglio meda e tocca mi spraccio che ho in dirvi se a campo meda questo vedo traballo, perché questo è un traballo, se spagauso, se professionista, se paese, cercare di fare su traballo mengius. E poi fare questo traballo tanto serviu a impreare foedos, paraulas. Tanto, sa limba è sfattata paraulas e sa limba speciale da raso che è sa limba di ogni materia è fatta de termines. Questo termines, cale spunte, ecco, noi bisogna posto, cioè questo è lo stesso materiale che devo ispainare in scuola orando ai spiccinos, a spiccineddos e iso durante una erbaboso che giustamente si punti furriaos che maccos commentate tu questa rivoluzione, che rivoluzione non è una cosa che si fa in tutto il mondo. Poi non so, teneuso, foedoso, noi in sardo non teniausu e non tenius foedoso per narrare questo argomento mio appunto fu sa geografia, legato a sa geografia. Su fatto è che teneusu foedoso di origine storica, di uso, che ogni dia si usa un preannudo, questo foedos, queste paraulas, e tutto satru, tocca darsi do fregare. Poi non potevo, appunto, si idea mia fu di fortesi, sto sempre imparando, si idea mia fu di fare la geografia del suo luogo, della zona, di quanto non si poteva far dire, tenere su tutto il sfoedo, e sciuse gitte punti relataus. E invece se mi toccava a fare altri sfoedos che mi servivano un po' a descrivere altre realtà. E tanto ho fatto, tanto denanti sul rispetto, sul rispetto posso che ho sconnotto.
Tanto, intanto foedoso de imprego, quindi intendisce prano, puntale, oppure che devo definire un altopiano calcareo, su vedo dappo, in sa cultura mia è taccu, finito, non mi serve d'altro, anda bene, però altre tipologie, altre foedos, oppure foedos storici, ovviamente funticante de du forzaoso, e poi ti hanno parzone, rennu, noi che abbiamo sempre auspruso ogni die, funti foedos a testaose su sardo medievale. Però foedos commente ipsografia, sismografo, paleozoico, xerofilo, e baesi non ha reduica in tutto limbas appunto uguale che questi foedos funti, cultismos internazionales, e noi rappresentaus che non si servia questa informazione, non si sempraso in cerca di comprendere come potiamo narrare sismografo in sardo. Il sismografo è stato poi dopo una storia abbastanza ladina, clara, pochine tenete una cantità di cultura, e quindi da la sa così come te fu. A Trabiasa irmaniau su significau, può narrare le falesie in italiano, no? In Ogiastra, in cedene di questa formazione geografica, che i punti su Sartu e Baunei, un ubrano che si è stato a mare. E quando su muro e gas è stato prumo, cercato da mare, e in aranta ledere, che poi è su matessi fuori dell'adri su mattone, mi credo che sia accusso, non so, è un etimologista e non devo essere, non mi interessa, però mi pare che sia accusso, cioè fa di riferimento a sa matessi forma, cioè una specie di mattone che vinidi a gasi e d'essazza poi su muro de perda si incetta da sabba. E quindi l'edere è da un preao questo voi duperi possa le falesie tendiscio della Scozia e tanno da sarmutiar l'adere adesso. Oppure continente in sardu non è il continente, cioè ci donano su continente, non è che posso narrare a Nanaimia, non è che su continente per narrare l'Asia o l'Africa, su continente est Italia, est terra manna, naraso, brinca su mare effettivamente è una banda, però a Satra proprio non esiste nulla, c'è il vuoto stile Cristoforo Colombo. E quindi il continente ponoso è un irmanio di significo, però già da spiccino, se te devi pianare, mi devi inventare un altro fuoco, il continente, proprio che presuma cos'è tra l'imbasa, e tanto è un irmanio di significo che può essere importante, e poi altri fuochi come Geyser, Ria, Spolder, Ovest, Fiordu, funti in prestas che fuochi che non si lasciano, e altre limbas come noso da usare e taccu e altre cose nostre, gollei e altri fuochi che magari o giara, che esistono in pettino e non esistono in foras. Quindi questo è un dramaglio de Maccoso, è un dramaglio che si ha del minimo de geias assudanto dei horas che si a lezione, cioè po 2 horas a forse si incolente degge 15-20 ore di trabaglio, di ricerca. I teschi servono quindi a pesare una terminologia. Su fatto è scusto, oggi mi fa piacere di essere sull'università, vedete che sa domanda è scusa, quando in questa ardiese e qualcuno da numenava questa questione, in questa stato una rausa cusa foi doso impruso tra l'università di Sassari e su mondo che sta guerrando possa l'invasarda. Che poi non rappresenta tutto il sardo, il sardo, come giustamente narrò Diego Dennante, si dà tutela a mano solo, non è scritto in giatta sempre, però in ciò è una fase politica, scientifica nuova. Quando appunto c'è avuto questa polemica, uno professore dell'Università di Sassari, ma non mi suben, forse fu di Lupino, ma non mi suben proprio giusto, e narrà una cosa, secondo i soli a pesare una polemica, però in realtà da pesare su chi este il punctum dolens che si narra, cioè ma come te scrivi ci non so ponare, non so se os professores, però depeso spiegare ai insegnanti di questa scuola, perché è giusto che si antissono a fare questo lavoro, depeso insegnare una materia a livello universitario, però deo questo susardo non se da lego, e te non chineschi come te fai uso da fare, non fai de. Ecco, giusto, proprio questo è il suo problema. Il suo problema, questa situazione poi si da poter ragattare una grae,
è su fatto che sa ricerca su studio è fatto petti in italiano. Poi come ti ho fatto io, conforme esatta alla lingua europea e mondiale, si userebbe una tradizione di studios in sardo a livello artu e universitario, io stento tranquillamente su corso, come funzionando Luiso del Nanter, già è pronto, bello è fatto, ecco, con questa terminologia pronta. Però attenzione, sto legando di terminologia, non Nicola Cantalupo che si seccede e pensa da che tipo a switch, no, una terminologia scientifica, come si va dentro tutto il mondo. Terminologia o l'ennare che is terminologo, cosa che non si inventa tanta nuda, ponente in mente asciughinare da su professore di questa materia, quando questo professore si esprime in questa lingua, impreando però categorie concettuali giuste, perché capisci, bugge di mano sa scienza, magari non sa lingua, però grazie a sa aiuto, con esempio di un operatore, con esempio di questo mondo che vuole imparare questa lingua e che è una cosa in più, magari dici, su professore universitario può aiutare questo cammino e aiutare a pesare una terminologia sempre prusu prena, sempre prus compria, per ogni ambito per in sardo. Quindi giustamente questo professore De Sassari nariada, c'è questa scienza senza lingua, c'è questa lingua senza scienza. Come potete fare? Ecco, pesare commissione di terminologia, lo è gusto, caso terminologo, che può essere io o qualcun altro, si pone e scurtala, e sigili, e consigliala, e verificala con suo professore, che esce di sa scienza. Verificata sa validità quanto funziona su questo sfoglio severaus. Ci funti univocos, ci rispetta tutti i caratteri dei termines, che non funti voidos, funti termines, di una categoria precisa, e tanto penso che sappello, forse per il suo rettore andrà su quello giusto, andrà che tocca da pesare e costruire competenze. Mi credo che sia in questa direzione che è peso non so aiutare sull'Università di Sassari. Sull'Università di Sassari è di Castello, è chiaro, però si deve porre a disponimento sa scienza e soro e cercare di non sovviare può pesare una genia no di studioso che santa fare poi un grasi magari che uno scevera tutto in sardo o tutto in italiano o a mezzo come ti riguarda, però con me da libertà e me da apertura abituata che sta numenata s'apertura del bando del suo rettore. Quindi ecco, appunto, poi il spiccinoso, vabbè, come ti ripeto, denanzi già per aperto un'immagine, ecco, si può esercitare usando il posto Gorropu, Canyon, ecco, questo è stato molto importante, in più non so sempre ha tutta una lingua scritta standard e spiccinoso, non dante fatto conto che se non so manno, che sia su tostato, il spiccinoso non deve importare nulla, io so, non è strumpata, magari non è strumpata, ma non deve importare nulla che ci sta di un'altra lettera, che sono abituato a tutto il linguaggio del suo mondo, che si scrive in druetto si pronuncia in milietto, non tenere bisogno di una rappresentazione sempre giusta e ecco, centrale idroelettrica può narrare, certo che non si dà sforzare, però che tenia su un fuoco antico tipo Orgosa, può narrare la sorgiva da un preau, quindi incedene nessuno ed esatto. E potete sicuramente arricchire su dibattito culturale sardo, perché se sormussandosi un'ala con una lingua del manco, questa è una citazione per lui, Mario, insomma, Fossala, ecco, noi ci da scollia. Quindi nulla, vi ringrazio e torno a fare questo appello. Cercare di pesare, come c'è tutto sul mondo, cosa serias. A me, perdonate quest'altro foi che ho detto, su vescovo su Viscamo, che se ne sa, de Sogliastra, che è rappresentante possa questione della lingua sarda al arcivescovao de Castello. In manarau, ma non so, ho bisogno di cose serie, di lavoro serio, non gente che si voglia di buona volontà, di una dienarda, ecco, fai questa cosa in sardo. E adesso comincia a provare, se solite scusi, per non ponere sulla lingua sarda e non cosa sprurde in porto possa gente. Invece in tenere ragione, l'avete fatta seriamente, però seriamente in serietà in ciò di una banda di satra, con responsabilità,
e in Parisi secondo me si può pesare veramente un trabalho, un trabalho forte che veramente nos ha a fare crescere a livello culturale in ogni senso. Grazie.